Un gol por la vida, la sfida è lanciata, una battaglia tra gladiatori del pallone perché il football ormai è uno sport globale, ma soprattutto una battaglia della solidarietà. La partita tra Nazionale Italiana Cantanti e Mass Media Veneto servirà a comprare i farmaci oncologici che Cuba, strozzata ancora dall'embargo, non può acquistare, col risultato che ogni anno a pagarne il conto sono migliaia di bambini innocenti che nel resto del mondo potrebbero curarsi. Fate un po' voi, se aveste un figlio che non gli dà le medicine e che con la medicina potrebbe guarire, cosa pensereste voi? Mi raccomando, non mancate. Non mancate perché un gol por la vida sarà innanzitutto uno spettacolo. Domenica 18 ottobre, alle 3 del pomeriggio, il palcoscenico dello stadio Zanutto di San Donà si trasformerà in una grande arena della musica. Poi toccherà il pallone che dimostrerà come il calcio, nonostante la crisi, sia uno straordinario veicolo della solidarietà, innanzitutto per il Veneto. Il ricavato, infatti, servirà anche ad aiutare le famiglie della Riviera del Brenta colpite dal tornado. Ci siamo trovati di fronte a questo problema del tornado nella Riviera del Brenta e quindi abbiamo deciso che una parte dell'incasso venga devoluta a favore di queste popolazioni venete. Venite il 18 ottobre, non solo per la motivazione che mi sembra abbastanza, ne abbiamo parlato tanto, ne vale la pena, però è anche una grande giornata di spettacolo. Ci sono 50 coppie di ballerini cubani, quindi 100 persone che ballano nel campo, e i cantanti che chitarra e voce fra una parte delle canzoni, insomma ci sono tante iniziative legate alla partita, sarà una bella domenica di spettacolo.